Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quello di cui parleremo oggi è il Kokuri-san. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and seeking human victims. Prima di iniziare però ci vorrà una breve introduzione. Kokuri-san può essere considerata la versione giapponese dell'occidentale tavola Ouija, un rituale orientale particolarmente diffuso tra i bambini e gli adolescenti per ottenere premonizioni. A differenza della tavola Ouija, che per tradizione permette di comunicare con spiriti e addirittura demoni, il Kokuri-san richiamerebbe piuttosto lo spirito truffaldino omonimo della religione shintoista. Anche queste entità risponderebbero alle domande che vi vengono poste dai partecipanti del rituale. Cosa viene usato? Prevedere l'intervento di almeno 3 persone, un foglio di carta, una penna rossa e una penna nera, una moneta, in Giappone si usa quella da 10 yen. Primo passo, prendete il foglio di carta in cima con l'inchiostro rosso disegnate un tori stilizzato, un portale shintoista solitamente posto all'ingresso dei templi. Ai lati del tori scriverete sì o no, mentre sotto ad esso trascrivete le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z e i numeri da 0 a 9. Secondo passo, aprite una finestra o una porta, così che lo spirito di Kokuri-san riceve il formale invito ad entrare nella stanza. Il tori che avete disegnato sul foglio rappresenta simbolicamente il punto d'accesso e d'uscita che il vostro ospite utilizzerà. Terzo passo, posizionate la moneta sul tori. Ogni persona che partecipa deve mantenere i propri limiti sulla moneta. Quarto passo, recitate Kokuri-san, Kokuri-san, se sei qui, muovi la moneta per favore. Quinto passo, arrivati a questo punto il concetto diventa molto simile a quello della tavola Ouija, potete fare qualsiasi domanda. Sesto passo, ripete la formula iniziale, solo che stavolta dovete chiedere di tornare a casa. Se la moneta si muove sul sì per potersi fermare poi sul tori, potete concludere la seduta.